Buonasera a tutti. Grazie per aver invitato la Fondazione MedSì che stasera rappresento. Io sono un giornalista e curo la comunicazione della Fondazione e del progetto Maristanis, che è una delle opere più impegnative che la Fondazione porta avanti. Sarò sintetico perché la moltitudine delle cose sviscerate in questa lunga giornata mi permette, come dire, di atterrare sul morbido e di incastonare il mio breve discorso in un impianto come dire, che passa dalla teoria alla storia e arriva fino all'implementazione microscopica sul territorio. Che cos'è il progetto Maristanis? In due parole, dell'Oristanese esistono 6 siti Ramsar, siti di valore ambientale internazionalmente riconosciuti dalla Convenzione di Ramsar, città iraniana del 1971. Il progetto Maristanis, che viene finanziato dalla Fondazione Mava, una fondazione svizzera, ha lo scopo di tutelare e di promuovere lo sviluppo sostenibile. È soltanto in maniera superficiale, soltanto con una lettura superficiale lo si può descrivere, lo si può percorrere come un progetto come dire, a valenza puramente naturalistica. Certo, siamo interessati a difendere l'ecosistema, ma in un quadro che è ovviamente e deve essere olistico, siamo costretti e ben volentieri agiamo in uno scenario ben più complesso che ovviamente chiama in causa gli 11 comuni toccati dagli stagni e le attività economiche che in essi che vivono tradizionalmente. La circolarità della bellezza, abbiamo dato questo titolo. Gli uomini e lo stagno, un'antica simbiosi. Ecco, il fassone a rappresentare che cosa? Una necessità millenaria che si è concretizzata in uno strumento che ancora vive. Anzi, marchetta, domani è la giornata, si apre la 2 giorni della giornata mondiale delle zone umide, abbiamo organizzato una serie di eventi nell'Oristanese e avremo un laboratorio di costruzione dei fassonis con il maestro Marco Pili, pescatore. E credo che, ecco, questo è uno dei casi di sintesi che menzionavo in apertura. Non ho bisogno di approfondire, perché Marco Pili, pescatore, uno degli organizzatori della famosa regata, ha un laboratorio che viene frequentato d'estate dai ragazzini. I ragazzini imparano a costruire, a intessere questo oggetto meraviglioso. La tradizione va avanti, l'anno prossimo avremo fra i partecipanti alla regata anche la prima donna, o meglio la prima ragazza, una ragazzina di 15 anni, ma evito di divagare. Quindi gli uomini nello stagno, un'antica simbiosi. Io ho parlato con il dottor Stiglitz nella preparazione del catalogo che avete potuto vedere poggiato sul desco lì all'esposizione. È chiaro che c'è una relazione atavica, una relazione profonda che abbiamo detto oggi in giornata deve essere preservata. Poi la modernità, modernità in senso, come dire, muovendoci per categorie storiografiche. Parliamo del XIX secolo e forse della prima metà del XX, quando l'arte antica è diventata uno strumento di sviluppo, di diffusione, di integrazione, nel senso che San Veromilis, che è il centro che il progetto Isfainas ha deciso di adottare, ha permesso a San Veromilis di diffondersi in Sardegna attraverso le fiere, attraverso come dire, quei percorsi che prima sembravano impossibili. E il viaggio, i carretti carichi di manufatti arrivavano fino a Decimo, fino al centro della Sardegna, con
come dire, una transumanze degli oggetti stessi che creavano relazione. Mai come mi raccontano, naturalmente io sono, come dire, vi trasmetto racconti che mi sono stati passati dagli stessi protagonisti. In questo caso troverete conforto storiografico e scientifico in ciò che è stato detto stamattina, ma questi movimenti continui a piedi o sui carretti creava una relazione, cioè San Veromilis cominciava ad entrare in relazione con gli altri territori della Sardegna e poi ovviamente favoriva una certa emancipazione delle donne che prendevano parte all'economia familiare, cosa che prima non avveniva o avveniva in misura ridotta. Badas e Tavolara sono stati ampiamente raccontati stamattina e San Veromilis ha preso parte al fenomeno, al tentativo di, come dire, di superamento del manufatto come dire, in un'articolazione diversa, in un'articolazione commerciale diversa. E stamattina vi è stato raccontato anche come questo esperimento, nonostante il tentativo riuscito sia nelle linee che nella agglutinazione cooperativistica, che le donne di San Veromilis che ancora oggi lavorano ricordano molto bene, con scene, come dire, quasi idilliache, come dire, attraversate da grande nostalgia. Perché? Perché ricordano, anche grazie all'inganno della memoria, quei tempi come i tempi della giovinezza, i tempi della cooperativa, i tempi di Badas e Tavolara, i tempi in cui si riunivano in grandi stanze per intrecciare tutte insieme fra i canti. Ricordano questo periodo come qualcosa di intero, qualcosa di armonioso e di collettivo. Armonia che è stata, come dire, interrotta, dispersa dal mondo, come dire, dall'epoca, dal grande sviluppo industriale, quindi dall'avvento della plastica che ha spazzato via la necessità stessa degli oggetti che creavano. Abbiamo le nasse, le fuscelle, tutti che invece prima venivano prodotte anche per il mercato caseario cosiddetto continentale. Ecco, la plastica ha sicuramente messo in enorme difficoltà una prassi che era antica, che ancora riusciva a vivere e che in epoca moderna aveva attraversato un periodo di sviluppo. E allora l'idea di Isfainas, del progetto basato a San Veromilis, che prende parte al più grande, al progetto di Pian Respiro, che è Maristanis, è quello di creare ovviamente una circolarità, una costellazione di luoghi e di azioni che finiscano per ottenere che cosa? Uno sviluppo dell'artigianato e una contemporanea preservazione dell'ambiente naturale. Come agire? A San Veromilis la Fondazione Mezzì, con il supporto anche del comune, della municipalità, ha creato un museo dell'intreccio, detto anche Casa Ramsar, quindi un luogo che ospiti sia l'artigianato ma che rappresenti un luogo di racconto per le zone umide, zone umide che sono un territorio di transizione con un'identità tutta da definire, da puntellare, da rendere fruibile, e qui le narrazioni sono importanti. Un museo dell'intreccio che ospita ciò che avete visto, che è stato traslato con un'operazione encomiabile a pochi passi da noi adesso, e raccoglie diverse espressioni dell'intreccio, dalle nasse alle fuscelle ai cestini, prodotti da 7 artigiani, 5 donne e 2 uomini. La collezione Zero nasce dalla collaborazione della Fondazione Maristanis con l'Atelier Luma, che
ha all'interno di questo meccanismo, di questo proposito, deciso di rielaborare, abbiamo sentito tante volte oggi, no, descritto questo passaggio, questo superamento di forme, no? Le linee che cambiano le funzionalità degli oggetti, dall'uso quotidiano si fanno oggetti d'abbellimento, oggetti d'arredo, e quindi qua avete alcuni esempi di questa sussunzione dell'oggetto, di questa trasformazione laterale o verso l'alto, se vi piace. Quindi le bottiglie che vengono ricoperte da un minuzioso, lunghissimo lavoro di intreccio possono diventare delle lampade o dei monili. Le fuscelle possono, senza neanche cambiare molto, come dire, la loro struttura, o forse per nulla, ma decontestualizzate e ricontestualizzate diventano dei cestini della frutta estremamente semplici ed estremamente eleganti. La trasformazione è ospitata dal catalogo che forse avete avuto modo di incontrare nell'esposizione qui accanto. Il proposito, ancora una volta, qual è? È quello di, avendo operato questo passaggio, portare questi oggetti che acquisiscono valore in un contesto commerciale diverso da quello che era in età moderna, di farle fare un salto geografico, evidentemente. La collezione, alcuni dei manufatti sono stati ospitati alla Triennale di Milano, e questo è stato un passaggio. Quindi Isfainas significa cambiare le linee, cambiare la funzione, creare un luogo, creare nuova ricchezza per il territorio e ovviamente ricadere su sulla tutela dell'ambiente, perché quella simbiosi interrotta, la simbiosi interrotta dal tempo dell'industria della plastica, dovrebbe essere ricostituita. Il valore economico porta gli stessi individui, la stessa collettività a traslare questo valore sulla natura, perché la natura è la materia stessa da cui si estrae, cioè da cui viene estratta la materia utile alla creazione del manufatto. E qui il progetto Maristanis opera la ripiantumazione del giunco originale nello stagno di Sale Porcus, che è uno stagno straordinario, seppure effimero, cioè una piana desertica estremamente affascinante per le foto dei turisti d'estate. È un luogo invece di migrazione straordinaria di uccelli come la gru e i fenicotteri, che finiscono per popolare lo stagno dalla stagione delle piogge, insomma da novembre in poi, caratterizzandolo in maniera estremamente, come dire, rendendolo noto in Europa per la sua capacità di accogliere specie rare in misura molto importante. Ed ecco che la circolarità si ricompone. Ovvero tuteliamo l'ambiente ripiantumando il giunco che era andato disperso a causa di pratiche anche agricole molto aggressive, ma anche dell'inquinamento spontaneo che veniva dalla collettività in genere, non necessariamente dalle sole attività agricole o d'allevamento. L'azoto è uno dei problemi principali. Parimenti si coinvolge la popolazione in una riscoperta che è anche identitaria, e il passaggio ulteriore, in parte già implementato, attivato, è quello di coinvolgere nuove generazioni, ovviamente. In una manualità estremamente, un gesto, un'opera caratterizzata da infiniti piccolissimi movimenti, è un po' ossimorico, se lo si pensa fra le mani di una generazione che invece va veloce. Però questa è la sfida. Insomma, la circolarità comprende anche il tentativo di convincere, sia grazie alla bontà dei possibili esiti economici, sia grazie a quel processo culturale di apprendimento e di crescita intellettuale che ogni artigiano porta dentro se stesso. Io
del catalogo ho curato l'introduzione, ma soprattutto le interviste, cioè mi sono seduto da bravo cronista e con la meraviglia che distingue qualcuno che conosce poco dell'artigianato e conosce poco della Sardegna, perché da cronista mi sono occupato d'altro in passato, non d'Asia ma di Medio Oriente. Cito questa cosa perché porta appresso ancora una fiammella esile di quello stupore che può vivere dentro un turista, e quindi nelle lunghe interviste dalla memoria dell'apprendimento dell'arte tutti questi 7 artigiani ricordano uno sfondo, come dire, portano delle immagini splendide, la loro infanzia, le immagini collettive, il paese. Ecco, negli oggetti a saper estrarre questa memoria che in qualche misura vive, poi si può definire in tanti modi, esperienziale o io faccio interviste e faccio più che interviste chiacchierate. Ecco, tutto questo è sostanza e tutto questo descrive l'enorme intellettualità dell'artigiano, spesso poco considerata, spesso muta, spesso circoscritta, lasciata ad intendere col solo oggetto, che invece nei lunghi racconti viene fuori. E allora è chiaro che gli oggetti e lo stesso territorio possono essere, devo tagliare certo, possono essere incredibilmente valorizzati. Appunto chiudo con uno di loro, l'autore dei cestini che avete visto esposti, e spero che questi 7 riescano a coinvolgerne altri e che quella simbiosi interrotta, simbiosi è improprio, lo so, ma così per sintesi così la definiamo, quella simbiosi interrotta possa essere ricostituita e anzi fare un salto di qualità e arrivare a considerare un territorio nella sua interezza, in un equilibrio, riscoperto equilibrio d'arte, di cultura e di tutela ambientale. Grazie.